in questo momento non si debba parlare di percentuali, si debba mettere in campo quello che serve. Io credo che in questo momento tu devi stare proprio zitto, perché già mi porto proprio peste, che là in mezzo sai quanti occasionali ci stanno. Forse Insigne non era facile, ha le potenzialità per prendere quel non pallone. era facile ma neanche impossibile, Maurizio. Resta di Marcheggiani! Comunque ho deciso, i giornalisti Sky, i giornali, la Gazzetta, li odio più della Juve. Ormai è stabilito. Odio loro più dei juventini, dei giocatori e dei tifosi della Juve e degli arbitri. Odio i giornalisti di più ancora, perché sono disonesti, sono tremendi. Tifano per la Juve quando dici vabbè ma sei in Europa. Guarda, voglio sentire lo stesso tifo e lo stesso entusiasmo per noi. Giait, no, era facile da aprire. Fermato Milik, mi ricusa Insigne, Milik si lamenta per un intervento a suo giudizio irregolare subito. A suo giudizio, tu non prendere posizione, compagnoni, mi raccomando, Non sia mai a Maron. Sono più forti di noi, c'è da dirlo. Sono più impetuosi, sono più decisi e stanno facendo loro la partita. Noi non abbiamo avversari così in Serie A. Che stai? Vedi come? Come bloccano tutti i passaggi, stanno raddoppiando come all'andata. Ma è così. Perché se ti vuoi difendere, l'unica è non far costruire la squadra avversaria. È giusto. Così si fa, non è che ti schiacci tutto dietro, che poi il gol prima o poi lo prendi. Così è. Guarda, con la pressione alta, non abbiamo sfoghi e non riusciamo a giocare. Bravo Emer. Ah, non c'era! Non si può dire che fosse una chiara occasione da gol, perché comunque no, non si può dire, mi raccomando, Non c'è il VAR. Nel dubbio non devi alzare. Stanno giocando bene Kirikes e Alla. Male Celis. Bravo! Scoperta la difesa all'Arsenal, Fabio Ruiz accompagna Koulibaly, Fabio Ruiz, l'apertura per Koulibaly che cerca Callegoni nel rigore, porta il tiro, la parata. Eccolo il lampo che serviva, qui bravissimo. Lo tirerà paura! E lo tirerà paura! Bravo! Dai! Poi Allan ha preso il controtempo. E qui attenzione, Celis, sveglia, non mi piace l'atteggiamento. Dai, saliamo tutti! Questo è il coraggio, no? Quando uno sta pressando, quando Milik sta pressando, saliamo tutti ad aiutare, se no fai stancare inutilmente. Bravo! No, in fuori gioco. Bravissimo! Ah! Bravo, bravo. Cerca Milik, ma calibra male. Pallone imprendibile per tutti. Magulam era in posizione di fuorigioco. Ma non sta! Non c'era minimamente. Abbaglio dell'assistente di Ante. Secondo abbaglio. Di nuovo Insigne, spazi strettissimi. Dai! Fuori gioco di Milik. Ginocchio piede, attenzione, forse sarebbe gravissimo. Dico, gli altri no, che non c'è il VAR, ma lo state comunicando a questo guardalinee che ne ha prese 3 a cazzo. E che Maron! Bravo Al. Sì, però così non va, Noi 3-4 occasioni potremmo avere. Quante occasioni potremmo avere contro l'Arsenal? Chiedono a Kirikes, che è rumeno come arbitro, di parlare. Ma che cazzo, chi che non riesce a parlare inglese? Questo poi, lasciamo perdere. Se sei capitano devi saper parlare inglese, fratello mio. Se no l'arbitro come te capisce? La chiama Kirikesh. Sono quelle piccole cose che fanno la differenza in Europa. Questa è un'occasione abbastanza facile, Sì. Dateci addosso. Bravo Kirikesh. Troppo Kirikesh. Guram è il fantasma di quello dell'anno scorso. È il fantasma. Quindi vediamo qui però attenzione perché il pallone qui in ginocchio è oltre, però il pallone sì, Maurizio era partito lì, sai, basta una frazione di secondo e cambia tutto. Sì, però Marcheggiani proprio anti-Napoli. Non vuole sapere niente. Stai zitto, dai, fuori, diciamolo che è fuori gioco. Siamo abituati che queste situazioni poi vengono. La regola è che nel dubbio devi lasciare correre! La regola! Non lo so se questi fischi sono per la perdita di tempo o perché Ramsey quindi è un infortunio del giocatore della Juve. Beh, certo, voi compratevi le persone anziane che si infortunano ogni 5 minuti. Chi va per questi mari? Parte la cassetta, il testo del francese, rete! E l'ha messa male la barriera, Luca. L'ha messa male e si mette malissimo per il Napoli. Non aspettava altro. Proprio il gufo proprio originale. Non ho capito come ha messo la barriera. E si mette male. Come siete contenti, Siete più contenti dei tifosi della Juve. Certo che prenderlo così, su un calcio piazzato è ancora più amara perché tu te la giochi. Ma prenderlo sul calcio piazzato così. Ma modo di Soloni, perché Meret non ha l'esperienza internazionale. È morto streaming, è morta. Questo è il momento dove poi non hai più niente da perdere e ti rendi conto che ci sono gli avversari, che non basta avere la mentalità e la voglia di segnare per segnare,
Perché gli avversari te lo impediranno. Non basta mentalità, è essere più forte degli avversari. Sei muccuso, Insigne, sei muccuso ancora. Non puoi fare, non sei in grado. Ma che cazzo, dai. Io poi non voglio recriminare, per carità. Però, chi già sono forti. Quando una squadra è forte, tu te la devi giocare 50 e 50. Ingarrano un gol e tu non ci fai diventa impossibile. Vedi il mormorio del San Paolo? Quando Insigne non ingarra il tiro? Bravo! Ma questa è una cosa nuova! No, è pazzesco! Non ci mai visto che si ferma il gioco per far... Te ne vai fuori! Così tutti si sistemano, ma che schifo. Lo scatto di Callejon, prova a partire Callejon, viene affondato. Sperate che tutte se falle. Non sto chiamando per l'arbitro, fammi la mano. Che schifo, ultimo uomo! Diciamo che Callejon è furbo. Siete delle merde incredibili! Che merde di giornalisti! Che netta posizione di fuori gioco. C'è il piede che è più dietro, se ce lo facessero rivedere, ma non fa niente. Dal fondo Gulam. Mano. Probabilmente non direttamente col braccio, la palla gli rimbalza prima sul corpo. No! Va direttamente sulla mano, che poi sia involontario perché sta... Era un sacco di tempo che non vedevamo una cosa del genere, eh? Il VAR è troppo importante. Rendetevi conto dell'incompetenza di questo arbitro, cioè i giocatori se la vedono tra di loro, lui aspetta. Vedremo se si chiariscono. Mo facete un gol per il canale YouTube, per gli iscritti, mo facete un gol. La sindrome Michu. La sindrome Michu, non tiramma a fare, scartamma nata. Il commento su questa partita in un video a parte perché sono troppo lunghi e non ve li vedete. Se volete così vi do 2 video per insultarmi sotto, per dire che siamo dei falliti, per dire che siamo usciti anche noi, fuochi d'artificio e tutte queste cose qua. Da New York, Valerio Fluido è tutto.